Crisi, una parola che ricorre sulla bocca di tutti e che sta mettendo in apprensione le economie di tutto il mondo. Una parola però che sembra sconosciuta agli organizzatori della Fiera dell'Alto Adriatico di Jesolo e Caorle, dedicata agli operatori economici del settore turistico. Una manifestazione giunta ormai alla 39esima edizione, che serve come punto di riferimento ad albergatori, ristoratori e a quanti operano nell'ambito del turismo estivo. La rassegna dell'Alto Adriatico si svolge all'insegna dell'ospitalità in vetrina e ha richiamato nei padiglioni circa 200 espositori, in massima parte rappresentanti del mondo produttivo veneto e che hanno messo in mostra le ultime novità. Si spazia così dall'arredamento delle camere d'albergo alle cucine, dalle attrezzature per bar e ristoranti agli ultimi prodotti che, elaborati dai cuochi, andranno a soddisfare i palati più esigenti. Molte le novità nel settore della ristorazione che si sta sempre più specializzando. L'uso dei prodotti surgelati in cucina, oltre a garantire genuinità e igiene, permettono di scegliere ogni giorno vivande diverse. Avere quindi a portata di mano verdure, pasta, carne ed altri prodotti significa accontentare il cliente e nello stesso tempo un risparmio per il ristoratore o l'albergatore, non costretti ad affrontare quotidianamente l'altalena dei prezzi del mercato. Una curiosità e forse una novità: i ravioli alla ricotta cotti al cacao. Non sono dolci, ma sicuramente offrono al palato sensazioni nuove. Provare per credere. Altra novità in campo gastronomico lanciata dalla fiera quest'anno è la pizza senza sale, che mantiene tutte le sue caratteristiche e nello stesso tempo diventa più digeribile e meno dannosa per il nostro organismo. Se dopo aver mangiato certe prelibatezze vogliamo chiudere con il dolce, ecco che arriva la pasticceria che non fa ingrassare. Ma a questo punto non resta che gustare un buon bicchiere di vino. Della zona di Pramaggiore fiora l'occhiello della produzione vitivinicola del Veneto orientale. E per chiudere il pasto un buon caffè. Per chi poi durante il pasto ha bevuto un bicchiere di troppo, arriva un digestivo analcolico, prodotto a base di estratti naturali di piante, che elimina in breve tempo tossine e succhi gastrici e attenua il mal di testa. Ad inaugurare la manifestazione fieristica di Jesolo e Caorle, esponente del mondo politico e imprenditoriale veneto. Questo è un appuntamento fisso, obbligatorio, un appuntamento con tutti i nostri espositori e anche con tutti i servizi di accoglienza e dell'informazione. La crisi sta arrivando anche nel nostro settore, si fa già sentire nelle città d'arte che sono aperte adesso, si farà sicuramente sentire anche durante l'estate. Noi stiamo addirittura investendo per ristrutturare, quindi vogliamo puntare appunto nella qualità, ristrutturando, cercando di offrire il massimo possibile come prodotto. Sul fronte del turismo, sul fronte alberghiero, io credo che dai dati che abbiamo la crisi non si senta e questo è già un positivo riscontro che ci fa sperare bene per il futuro. Tentiamo di dare un calcio a questa crisi, la situazione non è semplice, soprattutto nel settore turistico non abbiamo chiarezza per quanto riguarda le prenotazioni, quindi è ancora più difficile fare previsioni. La crisi insomma si sente a livello economico, è inevitabile pensare che anche quest'anno non sarà un anno facile, ma se pensiamo a Caorle degli ultimi 3 anni ha aumentato le proprie presenze del 25%, per cui una comunità che ha lavorato bene in questi anni, gli imprenditori e l'amministrazione insieme, e che può guardare nonostante la crisi economica ad un futuro con un pizzico di entusiasmo. Il turismo è una voce fondamentale per l'economia del Veneto e contribuisce, soprattutto con le spiagge della costa orientale, ad aumentarne il prodotto interno lordo. L'appuntamento quindi è per l'anno prossimo, quando si festeggeranno i 40 anni della fiera e si spera si svolga in un clima diverso da quello attuale.